Una morte assurda che lascia molti interrogativi. Flavio Santoro, 55 anni, originario di Spinea, ma residente a Casier, doveva leggere i contatori dell'acqua quando gli è cascato nella canaletta lo zainetto. È stato un attimo, l'acqua bassa, la corrente però era forte. Molto probabilmente ha pensato di riuscire a prenderlo. Dentro aveva tutti gli effetti personali, comprese le chiavi della macchina. Così ha deciso di togliersi le scarpe ed entrare nella canaletta. È stato un attimo, una tragedia. Il fondale viscido gli ha fatto perdere l'equilibrio, poi la corrente lo ha trascinato fino ad un sifone. Ha chiesto aiuto ad alcuni lavoratori di un cantiere che hanno provato con tutte le forze a tirarlo fuori, ma quando lo hanno raggiunto, per Flavio non c'era più nulla da fare. A Casier, balconi della casa sono chiusi, il dolore immenso della moglie e della figlia di 12 anni. Il sindaco Miriam Giuriati. Mi immagino solo cosa possa essere per quella mamma e per quella signora, per quella sposa che ha salutato il marito al mattino per andare a lavorare, per quella figlia, e poi è arrivata la tragica notizia. Ora la procura attende gli esiti delle perizie e delle verifiche effettuate dallo Spisal. Per il momento nessuna persona risulta iscritta nel registro degli indagati, ma questa è l'ennesima tragedia sul lavoro. Ultimamente i dati sono da guerra civile, quindi per carità sì, ne abbiamo parlato anche l'altro giorno con il mio assessore sociale proprio su questi temi. Sono dati che fanno davvero paura, non si capisce un Veneto che è sempre stato attento, che è sempre stato al fianco dei lavoratori. Non è possibile che si esca al mattino per andare a lavorare, portare a casa lo stipendio per la propria famiglia e non si torni più alla sera. Da un anno circa abitava a Casier, una persona cordiale, sempre disponibile, così lo descrivono i vicini che non riescono a capacitarsi per quanto accaduto. I carabinieri stanno ricostruendo quella che ormai sembra davvero una tragica fatalità.